Seconda corsa, una prova riservata a femmine di 4 anni sul miglio: Brenda Mail, Brenda Pitts, Beatrice San, bellissima gara, Butterfly Horse, Blue Daisy Fox in prima fila, Bella Stella, Baltimora Lux, Bebida Fria e Beverly Trio in seconda. Pronostico che si contendono Baltimora Lux e Beatrice San, macchina che stacca. C'è stato subito l'errore di Brenda Pitts, mentre si avvantaggia dall'esterno Blue Daisy Fox, che supera in breve numero 2 Brenda Pitts, squalificato sulla piegata. Enrico Bellei velocissimo al via, ha portato Blue Daisy Fox in vantaggio. Intanto c'è stato l'errore numero 8 Baltimora Lux, squalificato, delle più attese. E così, dopo 200 metri in 14,9, la situazione vede in vantaggio Blue Daisy Fox, numero 6. In seconda posizione si mantiene Brenda Pitts, mentre all'esterno c'è la progressione di Beverly Trio. Dopo 500 metri di gara, Beverly Trio perviene a ridosso di Blue Daisy Fox. In terza posizione lungo la corda Beatrice San, mentre per corsie esterne si impegna anche Bebida Fria. Sì. Tanto i primi 600 di gara in 45,9, 15,4 in curva, con Blue Daisy Fox che continua a comandare. In corsia esterna c'è Beverly Trio lungo. Intanto l'errore anche di Brenda Mail dopo Brenda 750 Mail, metri di gara. In seconda posizione rimane Butterfly Horse, mentre all'esterno si impegna sempre Beverly Trio. Quando siamo a poco più di 600 dalla conclusione, il chilometro di Blue Daisy se ne va in 1,15,5. Insiste Beverly Trio coraggiosamente all'esterno della leader. Lungo la corda c'è sempre Butterfly Horse, le altre faticano a progredire. L'attacco deciso ora di Beverly Trio, che al paletto dei 400 metri finali appariglia praticamente completamente la battistrada. Blue Daisy Fox, i due continuano in lotta a 300 dalla conclusione. Riguadagna qualcosa lungo la corda Blue Daisy Fox, insiste però Beverly Trio, cerca di spostare anche Beatrice San anticipando bellissima gara, retta d'arrivo. Blue Daisy Fox ha guadagnato su Beverly Trio che si getta di galoppo. All'inseguimento vediamo Beatrice San, finale con Blue Daisy Fox che si difende fin sul palo e vince, mentre per il terzo Butterfly Horse ha ragione degli avversari, fra i quali sbaglia anche bellissima gara. 1,14,5 il ragguaglio conclusivo. Enrico Bellei in percorso di testa, 31 a chiudere. Andiamo a rivedere le fasi finali. Bel primo piano per Blue Daisy Fox, che non era sicuramente fra le più attese, ma in percorso di testa ha fatto valere il vantaggio tattico. Il secondo posto per una Beatrice San che sgabbia tardivamente dalla terza posizione, finisce però molto bene al secondo posto, mentre al terzo chiude Butterfly Horse.